pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto al sindaco di Catania. Buongiorno. Enrico Tarantino. Come sta, sindaco? Bene. Si vede, in forma, la vediamo bene. Allora, cominciamo tanto per gradire con una bella notizia. Buone notizie per gli amanti della Tintarella. A Catania ci saranno 3 solarium sul lungomare perché dopo 5 anni di assenza torna la piattaforma del Nautico, che voi conoscete bene, quella di Ognina, quindi si aggiunge a quella di Piazza Europa, a quella di San Giovanni Licuti, e si allarga così l'offerta per cittadini e turisti. Vediamo. Saranno 3 solarium sul lungomare, ma la notizia più attesa dai catanesi è che riaprirà la piattaforma del Nautico ad Ognina, che gli amanti della Tintarella non vedono dall'estate 2019. In queste immagini d'archivio l'inaugurazione del 9 giugno 2019. 5 anni senza la piattaforma del Nautico, 5 anni contrassegnati dall'emergenza Covid, dalla difficoltà di reperire le materie prime per il costo del ferro schizzato ai massimi livelli e dai problemi organizzativi legati anche al commissariamento del comune di Catania. Lo scorso anno l'insediamento del sindaco Tarantino arrivò il 6 giugno, praticamente a ridosso della stagione balneare, lasciando pochi margini per pianificarla. Nonostante tutto, si riuscirono a garantire il solarium di Piazza Europa, la passerella di San Giovanni di Cuti e le spiagge libere della playa. Quest'anno, con la macchina amministrativa già oleata, ecco un gradito ritorno, tanto caro ai catanesi. Avrà una superficie di circa 2200 metri quadrati e restituirà alla città quindi una importante spiaggia a cielo aperto sia per i turisti che per i catanesi. Oltre a questo, una cosa molto importante da dire è che non verranno usate le somme dei cittadini catanesi, quindi non somme al bilancio ma somme dallo stesso giorno. I funzionari dell'assessorato al mare, retto da Andrea Guzzardi, provvederanno ad esperire le procedure di gara sul mercato elettronico. L'obiettivo è rendere fruibili i solarium a partire dai primi giorni di giugno per garantire, come ha detto il sindaco Tarantino, una stagione balneare aperta ed inclusiva. Si parte da giugno dunque, sindaco? Si parte da giugno, ma soprattutto si ritorna alla normalità, perché come è stato giustamente sottolineato nel servizio, era dai tempi del Covid che questo solarium di fronte al Nautico non apriva. Grazie allo sforzo compiuto dall'amministrazione, all'efficienza dell'assessore Guzzardi, del capo di gabinetto Ferraro, stiamo riuscendo quindi in questo intento. Naturalmente adesso dobbiamo provvedere a che tutto venga fatto nel rispetto dei tempi, perché dobbiamo rivolgerci al mercato elettronico e quindi ancora dobbiamo noi individuare chi materialmente realizzerà questi solarium. Mi auguro non ci siano problemi nell'esecuzione, ma ovviamente rimarremo vigili. Benissimo, seguiremo naturalmente l'andamento della vicenda. Oggi siamo buonissimi, sindaco, perché, sì, perché domenica 7 aprile annunciamo il ritorno di Lungomare Fest, l'appuntamento con la pedonalizzazione e gli eventi di animazione sulla strada e le piazze del litorale. Qui stiamo venendo un po' di immagini di repertorio. L'amministrazione Trentino ha programmato che si potrà godere del lungomare senza auto per 2 domeniche al mese in modo alternato nel periodo che va dal 7 aprile al 9 giugno e dall'8 settembre al 6 ottobre. E in calendario ci saranno eventi sportivi, culturali, animazioni e anche mercatini di prodotti artigianali. Rientriamo in studio, complimenti sindaco. No, complimenti nulla, diciamo che riflette la nostra visione di città. Per adesso 2 domeniche al mese, nella speranza che poi potranno essere ancora di più, ma ovviamente l'obiettivo e il traguardo è quello poi di rendere il lungomare pedonale per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Questo, affinché questo avvenga, sarà necessario completare le bretelle di via Barraco, un discorso che facemmo già in una precedente puntata. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dell'opera, adesso dobbiamo individuare la fonte di finanziamento, non dovrebbe essere un problema. Nel frattempo ci svilupperemo anche sul lato rotolo Europa e a quel punto, una volta che concretizzeremo tutto, è chiaro parliamo di un arco temporale non inferiore ai 3 anni, finalmente chiuderemo tutto il lungomare. Ricordiamo anche, io mi auguro, la demolizione del ponte sul borgo di Ognina, che a quel punto trasformerà anche urbanisticamente quel borgo marinaro, facendolo tornare a quel che era all'inizio del Novecento e quindi dando un'ulteriore occasione di attrattività. Pedonalizzazione del lungomare, quando dice per sempre? Sì.
Naturalmente, perché questo avvenga ci deve essere la strada un po' più a monte, la via Barraco. È un traguardo importantissimo che anche questo ci aspettiamo con molto piacere. Ha qualche anticipazione sugli eventi in programma per adesso? No, perché stiamo intanto raccogliendo le manifestazioni di interesse per cercare di capire che cosa mettere. Un evento che ci piacerebbe programmare è un torneo internazionale di 3x3 a basket, questa nuova disciplina 3 giocatori contro 3. Addirittura io ho lanciato una proposta che pensavo fosse assolutamente inascoltata a una delegazione di Phoenix che è venuta a trovarmi, visto che Phoenix è gemellata con Catania, e non dimentichiamoci che a Phoenix c'è una delle squadre più importanti di NBA. Gli ho detto: perché non ci mandate qua una vostra squadra anche universitaria? Ero convinto mi dicessero subito no, mi hanno invece detto: siamo interessati, fateci lavorare. Bello, quindi potrebbero essere loro che danno un po' una spinta. Assolutamente. In questo senso, interessantissimo. Qui invece dobbiamo parlare adesso un po' di inciviltà catanese, scene di ordinario degrado a ridosso dell'aeroporto. Da troppo tempo i nostri ascoltatori denunciano lo scenario di via San Giuseppe L'Arena e in un tratto anche della strada provinciale 53, che abbiamo già detto subito sin dall'inizio che è di pertinenza della città metropolitana, non dipende dall'amministrazione cittadina. Ma dipende sempre da me. Dipende poi sempre da lei. Per il momento siamo andati a vedere con Torino De Mana e non è preparatevi a immagini non bellissime. Da un lato i caratteristici fichi d'India, dall'altro la caratteristica spazzatura che invade le strade di Catania e mortifica chi ogni giorno si batte per la legalità e per il vivere civile. La nostra linea di WhatsApp è calda, è il 342 74 55 005, messo a disposizione per le segnalazioni di voi telespettatori e un susseguirsi di denunce e richieste di intervento. Strade simili a discariche a cielo aperto, da queste parti l'immondizia non si raccoglie, si brucia. Via San Giuseppe L'Arena è un tratto della SP53, in quest'ultimo caso di pertinenza della città metropolitana di Catania, sono una cartolina poco edificante e per fortuna da queste parti i turisti non ci arrivano se non per errore o per un cattivo funzionamento del navigatore. Complice l'inciviltà più volte denunciata anche dal sindaco Trantino, la strada che vedete è una discarica a cielo aperto con un corollario di rifiuti da horror. In bella mostra scarti edili, pneumatici, materassi, vetro, mobili, sanitari in disuso e l'immancabile Eternit con le sue temute e cancerogene fibre d'amianto. In alcuni casi è impossibile entrare persino nei terreni privati, visto che montagne di rifiuti sono dappertutto. Da queste parti non c'è illuminazione e non c'è videosorveglianza. Il buio è fedele alleato di zozzoni e svuotacantine che arrivano, scaricano e se ne vanno. Questa è una cosa veramente insopportabile, sindaco. Direttore, è frustrante. Chiederei anche, mi fate vedere queste immagini solo perché io possa alimentare la mia amarezza. Una sola cosa inesatta, che non vengono pulite, non è vero, noi bonifichiamo periodicamente, settimanalmente queste discariche, ma dopo pochi giorni vengono ricostituite. Cioè voi fate una pulizia settimanale? Certo, noi abbiamo trovato questa intesa con la città metropolitana. Scusate. Noi abbiamo trovato questa intesa con la città metropolitana, quindi con me stesso, non ci sono stato molto a trovare questa intesa, per cui la città metropolitana raccoglie e noi ci carichiamo i costi di conferimento come comune. In una settimana? Assolutamente sì. Ora, è vero quello che hanno detto, non ci sono le telecamere perché la città metropolitana sta bandendo la gara per mettere le telecamere, ma direttore, comprendiamoci, se questi animali arrivano lì e trovano le telecamere, ma secondo voi dicono: ah, ci sono le telecamere, portiamoceli a casa i rifiuti, li spostano di 1 chilometro, di 1,5 chilometri, noi non possiamo mappare tutto il territorio. E allora questa battaglia la si vince solo convincendo questi cafoni, questi vastasi, queste bestie, che il territorio deve essere rispettato. Io molto presto non lo so se a che cosa arriveremo, qua ci vuole veramente qualche gesto eclatante, ma non so neanche quale sia. Ma pattuglie in circolazione no? Ma le pattuglie, il territorio è così vasto, come facciamo a mettere pattuglie? Non è che poi fra qualche giorno apprenderemo di qualche notizia, per qualcuno la considererà divertente, io la considererò amara, visto anche chi viene poi intercettato dalle camere a buttare rifiuti, ma non voglio anticipare niente, si vedrà eventualmente nei prossimi giorni. L'anticipazione è importante. Però credo che alla fine tutti quanti chiedono agli altri il rispetto dei doveri,
ma alla fine sono così tante queste segnalazioni che mi chiedo, ma sono solamente io quello che non paga la Tari e che va a buttare i rifiuti in strada? Noi continuiamo a dire, tutti chiediamo il rispetto dei diritti sacrosanti, ma cosa facciamo per adempiere ai nostri doveri? Nel momento in cui noi ribaltiamo la domanda chiedendoci qual è il contributo che possiamo dare alla città, forse qualche cosa potrà cominciare a cambiare. In ogni caso, direttore, lo diciamo sempre, lo dico anche oggi, non è un processo di cambiamento che potrà terminare in 6 mesi, un anno, è molto più lungo. Io vado continuamente nelle scuole, ieri e l'altro ieri sono stato in 2 scuole medie e trovo i ragazzi assolutamente sensibili al tema, quindi è chiaro che nell'arco temporale in cui questi diventeranno adulti tutto cambierà, ma nel frattempo siamo disposti ad accettare la città così. E allora, per questo, direttore, le ho chiesto perché mi fate vedere queste immagini. Io non voglio sottovalutare il fenomeno, però i cittadini, quelli irrispettosi per la città, vedendo queste immagini vengono quasi incoraggiati, perché dicono sì, ma allora chi va a chitarra munizia bonus e tanto già è uno schifo. Cerchiamo di non mostrare, non è che mettete in difficoltà l'amministrazione, mettiamo in ginocchio una città. Lei aspetta un ricambio generazionale a questo? No, certamente non è che sto con le braccia conserte, direttore. Io dico che con il ricambio generazionale certamente si risolverà, ma nel frattempo io quello che chiedo a tutti quanti i ragazzi di essere massa critica, di essere un momento di sollecitazione nei confronti dei più adulti, di essere loro a educare noi a comportarci bene e rispettare le regole. Pausa, vi ricordo il WhatsApp 342 7455 005 e la mail sicilia24focus, tutto attaccato, @telecolor.it, questa qui. Ci rivediamo fra pochissimo, state con noi e grazie ancora al Sindaco per essere con noi. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Tarantino. A Catania non vengono risparmiati neanche i monumenti. Un singolare furto è stato effettuato nelle sale del Castello Ursino, dove ignoti hanno rubato, pensate, un'epigrafe ebraica in greco antico, che oltre ad essere naturalmente un prezioso reperto archeologico, è anche un importante documento della storia catanese. Commento, sindaco, dopo molti enti culturali cittadini hanno sollecitato il comune a una maggiore attenzione per evitare che possano capitare fatti del genere, che possano essere sottratti altri preziosi reperti. C'è una vigilanza a suo avviso sufficiente? Allora, la vigilanza c'è, che certamente qui in questo caso non è stata adeguata e bisogna anche ammetterlo, perché non so esattamente in che fascia oraria sia accaduto, però comunque c'è sempre all'interno del castello una vigilanza. Se però questa vigilanza deve stare ferma all'ingresso non abbiamo concluso nulla. Non posso dire molto altro perché ci sono delle indagini in corso, perché poi le immagini hanno catturato qualcosa che è al vaglio della polizia. Quello che posso dire è che desta inquietudine, che parrebbe che il furto sia avvenuto in coincidenza con il 27 gennaio, giornata che si dedica alle vittime della Shoah, e trattandosi di un'incisione in ebraico non so quindi se ci fosse anche un messaggio politico dietro questo furto. Quindi si complica, insomma. No, per carità, può essere solamente un'illazione, non voglio adesso aggiungere a questo, però è normale che bisogna sempre stare attenti, ma sul tema della vigilanza, chi chiede, chi ci vuole sensibilizzare a essere più attenti, ma ha certamente ragione, non è possibile che venga trafugato un bene da un nostro museo in modo così impunito, che poi sia accaduto da sempre nel corso degli anni in tutti i musei del mondo non è certamente una consolazione. Assolutamente, è chiaro. Ci sono gli indirizzi per le vostre mail e per i vostri WhatsApp. Se volete possiamo partire dalla regia con il primo. Credo ce ne fosse uno di poco fa che io non ho fatto in tempo a mandare. Buongiorno, sono Stefania Pulvirenti, volevo mettervi a conoscenza dello stato di degrado sia alla via Orfanatrofio, ma il sindaco perché non passa e vede i cumuli di immondizia? Leggo letteralmente, testualmente, sindaco. Quello che ho detto prima, a parte il fatto sul fatto che io non passi, è chiaro che se passo non comincio a urlare a tutti i residenti sono qua, c'è il sindaco, affacciatevi, faccio la gran parte delle cose senza che la gente lo sappia, quindi non escludo che su via Orfanatrofio proprio non sia mai passato, ma la situazione di degrado comunque, ne abbiamo parlato prima, è in tutta quanta la città. Non ribadisco quel che ho detto 5 minuti fa, però anche in questo caso
tutti i vicini, i parenti della signora fanno la differenziata? Probabilmente sì, perché per rivolgersi con questo tono accorato sono certo che tutti rispettano le regole, però quanti vicini magari non si comportano allo stesso modo. E allora proviamo a essere persuasivi nei loro confronti. A volte, io come dico sempre, con una parola gentile, con un sorriso, si fa capire il disvalore dell'azione compiuta, senza toni di reprimenda, senza paternali, perché poi alla fine suscitano sempre la mortificazione di chi li riceve e producono l'effetto opposto. Buongiorno signor Sindaco, invece di multare chi abbandona rifiuti con multe che non pagheranno, non si potrebbe fargli pulire 1 chilometro di strada che hanno sporcato? Cioè gli faccio fare lavori socialmente utili, dice Chiara e che ringrazia. Bella questa idea dei... Lo so, ma non lo possiamo fare, non esiste nell'ordinamento italiano la possibilità di costringere taluno a fare qualcosa che non vogliono fare. Potrebbero essere condannati a lavori socialmente utili, ma non dall'amministrazione comunale, penale. Devono passare attraverso il filtro dell'autorità giudiziaria e comunque, oltre alle multe di cui parla la signora Chiara, c'è anche il fatto che costoro vengono deferiti all'autorità giudiziaria, subiscono un procedimento penale o si risolve con un decreto penale di condanna o alcune volte può anche risolversi con lavori socialmente utili. Quindi è possibile che già lo facciano. Non è escluso che possa accadere, è così. Vediamo ancora se ci sono messaggi. Buonasera, qual è la situazione dell'anfiteatro romano a Piazza Sisicoro? È passato un po' di tempo, ne avevamo parlato tempo fa, da quando l'allora governatore Musumeci inaugurò l'inizio dei lavori, ma ad oggi rimane un finto cantiere senza operai. Tanto vale aprirlo ai turisti, dice, così com'è. Io ringrazio questo lettore che ha la mia stessa sensibilità. Ho sempre detto che ritengo indegno che l'anfiteatro romano sia rimasto chiuso per così tanto tempo, costringendo i turisti ad affacciarsi da sopra, e non è certamente un esempio edificante per la nostra città. Però la buona notizia è che proprio questa mattina, a seguito di nostre sollecitazioni, abbiamo ricevuto la risposta alla nostra proposta di convenzione da parte del Parco Archeologico, che gestisce per conto della Regione il bene, perché abbiamo chiesto che lo diano al Comune, perché il Comune non solo provvederà a gestirlo, ad aprirlo e quindi finalmente a renderlo fruibile per il tanto pubblico che vuole andare, ma vogliamo fare anche qualche opera di richiamo architettonico, in particolare un'illuminazione dal basso che lo valorizzi ancora di più. Quindi dobbiamo definire questo percorso, il percorso di passaggio, se così lo vogliamo chiamare, per mi pare 25 anni al Comune è oramai imminente. A quel punto dobbiamo solamente organizzare il trasferimento di alcune nostre unità di personale. Non voglio sbilanciare me, io credo che in una ventina di giorni, un mese, forse questa cosa si possa fare. Ma fantastico, ma una volta che avviene il passaggio, diciamo, di responsabilità di gestione, siete in grado già di aprirlo? Certo, oddio, devo vedere, ma credo che non ci siano dei lavori, forse dei lavori di pulizia, ma i lavori di pulizia si fanno subito. Si fanno in poche ore. È naturale. Bene, benissimo, questa è una notizia positiva che sicuramente farà piacere anche alla signora che ce lo sollecitava. Buongiorno, lavoro in un centro storico, scusate, e tutti i giorni sono in via Etnea. Volevo porre l'attenzione del signor Sindaco la situazione bici elettriche, monopattini, finte biciclette che in realtà sono motorini a tutti gli effetti, sfrecciano a tutte le velocità, suonando i loro campanelli, incuranti dei pedoni che rischiano di essere falciati quotidianamente. Qui stiamo parlando di via Etnea. La signora o il signore, non so, ha assolutamente ragione. Questo delle finte bici elettriche è uno dei temi che mi angusta. Io più volte ho parlato col sottosegretario alle infrastrutture, l'onorevole Bignami, Galeazzo Bignami. Lui mi aveva chiesto anche se potesse aiutarlo con una proposta normativa che in qualche modo impedisse questa circolazione, perché il concetto di bici elettrica è un concetto di bici che funziona solo a forza muscolare, eventualmente con un supporto minimo di natura elettrica dato alla forza muscolare. Esatto. Queste bici sono finte bici, come giustamente dice, perché sono a propulsione digitale, hanno sostanzialmente un acceleratore accanto alla manopola di questi mezzi, e
consentono di andare anche a velocità esagerate. Sono motorini. Assolutamente. Il sistema per poterne impedire la circolazione è estremamente farraginoso, perché noi dovremmo montare degli autovelox e accertarci che non superino i 6 km/h, che è la velocità massima che possono raggiungere, mentre questi mezzi vanno anche a 30 km, 40 km, ecco perché c'è il pericolo per l'utenza. Noi abbiamo effettuato questi servizi periodicamente con le poche risorse di personale che abbiamo e almeno una quarantina li abbiamo sequestrati, però è chiaro che sono molti di più quelli che circolano. Non possiamo intervenire a monte nelle concessionarie che li vendono, che pur li vendono irregolarmente. Allora, perché la vendita è comunque irregolare? La vendita è irregolare quando sono modificati, cioè la vendita potrebbe essere perché vengono vendute come biciclette, quindi a pedalata. Poi successivamente vengono modificate al momento di consegnarle, per cui a propulsione digitale. E questo è irregolare? Assolutamente, è controlegge. Quindi non mi piace perché non solo sono un problema per la sicurezza, ma anche da un punto di vista dell'immagine che proiettano all'esterno. È proprio un esempio di elusione delle regole del casco, dell'assicurazione. Sì. Camminano in 2, camminano in 3, fanno quello che vogliono. Io ho più volte sollecitato il comandante della polizia locale, che qualche volta mi è venuto incontro, qualche altra volta non ce l'ha fatta ad aderire a questa mia richiesta, però devo dire che a questo punto io sto rivedendo una mia posizione assunta all'inizio del mandato, quando revocai il divieto di circolazione delle biciclette su via Etnea. Se alla fine, per sacrificare quelle poche biciclette regolari che vanno su via Etnea, io posso impedire il transito di questi mezzi, allora forse ci ripenso, non lo sappiamo ancora, forse devo vieta le biciclette? Non mi dica che vieta pure i monopattini, giriamo... Ma forse non si è reso conto che il lettore si riferiva proprio a lei quando sfreccia in via Etnea ad alta velocità, quindi era un richiamo alla sua prudenza. Ma non è una finta bicicletta, c'è scritto proprio monopattino. Sì, però devo dire che alcuni monopattini effettivamente vanno un po' troppo veloci. È difficile trovare un punto di equilibrio, perché mi rendo conto che nell'auspicio di una mobilità sostenibile è stato incentivato l'uso del monopattino, però è anche vero che ci sono state, per fortuna in altre città d'Italia, non a Catania, più incidenti, sì, a volte anche mortali, sì, e anche qui dobbiamo quindi trovare una nuova policy di sicurezza, perché altrimenti rischiamo. Questa cosa delle biciclette è da seguire, eh? Assolutamente. Vedremo. Assolutamente, anche perché l'ultima notizia che a me dispiace, molti di questi mezzi sono guidati da persone che non hanno patente e che non possono avere patente per pregiudizi di natura penale, e quindi un modo di eludere la legge. Ah, ecco. Buongiorno signor Sindaco, le volevo chiedere perché a Catania quando fanno lavori lasciano il manto stradale in uno stato pietoso e nessuno controlla. È verissima la prima parte, non è altrettanto vero, o meglio, è parzialmente vera la seconda, perché finora nessuno ha controllato. La settimana scorsa ho chiesto all'assessore Petralia di convocare tutte queste società che effettuano lavori, quindi Enel, Terna, per chiedere loro di ripristinare quanto prima il manto stradale, perché loro hanno il dovere per legge di lasciarlo integro, meglio di come l'hanno trovato, e quindi da questo punto di vista ho chiesto che nessuno più pensi di fare i cosiddetti ratteddi, per dire alla siciliana, anche perché creano un manto dissestato che diventa anche pericoloso. L'assessore Petralia mi ha risposto che a inizio di questa settimana avrebbe avuto un incontro con queste società. Confesso, non ho chiesto se già ci sia stato, se è stato differito di qualche giorno, ma è un tema su cui comunque stiamo vigilando. Molto importante questo che venga fatto. Questi lo fanno perché? Per risparmiare? Allora, inizialmente lo fanno, mi spiegavano, per una questione di natura tecnica, perché quando passi il primo manto di asfalto dopo aver tu scavato, devi aspettare che si riassesti il terreno, quindi che non intervengono subito ha un senso, ma dopo qualche mese il terreno si è riassestato ed è chiaro che a quel punto devono completare l'opera. Perfetto, ce ne abbiamo ancora un altro, abbiamo il tempo? Sì. Signor Sindaco, buongiorno, le migliaia di alberelli appena piantati in città faranno la stessa fine dei 2000 alberi per Catania piantati nel 2019, costati 160.000 euro, quasi tutti morti per mancanza di cure e acqua? Domanda a Ruggero C. Presumo di sapere che sia Ruggero C, che peraltro mi ha mandato prima un WhatsApp per un'altra cosa, quindi poteva anche scrivermelo qui, però è utile la sollecitazione. Se mi conoscete, scusi. Sì, se è quello che dico io, sì, assolutamente. Buono a sapersi. No, ma anche perché comunque uno di quei cittadini chiama la città e pertanto ogni sua sollecitazione è solo per un... Ed è molto informato, sì. Sì, è uno che ha competenze in materia, quindi
Non credo che tutti gli alberi piantati in precedenza siano morti, ma comunque il fatto nuovo però sostanzialmente ha spoilerato una notizia che avremmo dato o che dovremmo dare la prossima settimana. Il fatto nuovo è che noi stiamo piantando queste migliaia di alberi, ma grazie a un accordo con Confcommercio e con altre associazioni di categoria stiamo facendo che ogni albero sia adottato da un commerciante che provvederà alla manutenzione nell'ambito di un ciclo virtuoso di cittadinanza attiva che consenta pertanto al catanese, o meglio al Comune di Catania, di essere esonerato da una manutenzione che ha difficoltà a garantire. Nello stesso tempo al commerciante di fare qualcosa per la città, sempre per quello stesso principio che è bene ricordare a ogni puntata e che proviene dalla saggezza araba: tieni pulito l'uscio di casa tua e tutta la città sarà pulita. In questo caso cura quel che c'è davanti il tuo negozio e tutta la città sarà più curata. In quali zone saranno piantati o saranno messi? Corso Indipendenza, Viale Mario Rapisardi, comunque daremo il dettaglio perché presenteremo questa iniziativa la prossima settimana, non mi ricordo che giorno, ma è già in calendario. Ci farà piacere segnalarla naturalmente anche al nostro telegiornale. Grazie Sindaco per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, ci possiamo vedere venerdì prossimo? Ci vediamo venerdì prossimo. Grazie, grazie ancora, prosegue Sicilia 24, buon pomeriggio a tutti, grazie Sindaco.